essere. Dopo la sentenza del processo Mose, il procuratore capo di Venezia torna a parlare della prescrizione. È un problema, ammette, ribadisce la cronica mancanza di personale. Intanto Galan chiede la revisione del processo a suo carico. La procura di Padova ha disposto l'analisi di cellulare e computer del 22enne richiedente asilo che per 2 volte ha picchiato i poliziotti inneggiando all'ISIS e che non può essere espulso per un paradosso legislativo. Banca Popolare di Vicenza, maxi multa della BCE, 11,2 milioni di euro per le gestioni dal 2014 al 2016 per violazioni a trasparenza e credito. Entro la fine dell'anno il Comitatone per Venezia, l'ha annunciato stamane alla Voce del Mattino il sottosegretario all'economia Baretta. Pensiamo a un investimento ventennale da 1 miliardo. Sopralluogo della direzione investigativa antimafia ai cantieri del terzo lotto della terza corsia, intervento di routine e programmato, spiega Autovie, massima collaborazione. Anziano trevigiano va a funghi nella zona del Piave ma si perde con il buio, ritrovato nella notte dai vigili del fuoco, era bloccato su un isolotto. Raduno Triveneto degli Alpini a Chiampo, tutto pronto per accogliere gli oltre 20.000 penninieri in arrivo da tutto il nord-est. Domani la diretta di Antena 3 dalle 9 per seguire la sfilata. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre ancora una volta parlando degli effetti o comunque della sentenza del processo Mose, perché tiene banco in queste ore, l'abbiamo anticipato ieri, la volontà dei difensori di Giancarlo Galan di chiedere la revisione del processo a suo carico, come ricorderete culminato nel patteggiamento di 2 anni e 2 mesi. Galan non era tra gli imputati eccellenti della sentenza di primo grado, ma viste poi le assoluzioni in particolare dell'onorevole Elia Sartori e dell'architetto Danilo Turato, dicono gli avvocati di Galan, Antonio Franchini e Nicolò Ghedini, queste assoluzioni dimostrano ancora una volta, dicono, la fragilità e la inconsistenza dell'impianto accusatorio nei confronti di Giancarlo Galan e sono convinti che se Galan avesse potuto anch'egli affrontare il processo vi sarebbe certamente stata soluzione analoga, vista, dicono, la evidente inattendibilità delle fonti d'accusa. Insomma, tiene banco questa eventuale richiesta, bisognerà vedere se ci saranno i margini da parte della Procura per una revisione del processo. Come sappiamo furono proprio gli avvocati a chiedere il patteggiamento, ma dice Galan per questioni familiari e di salute. E mentre è in ballo questa vicenda, il procuratore intanto di Venezia, il procuratore capo Bruno Cherchi, è tornato a parlare della questione prescrizione. Ce ne sono state diverse di prescrizioni nella sentenza, nel dispositivo della sentenza del processo Mose. Ne ha parlato come di un problema, ribadendo anche la cronica gravità della mancanza di personale amministrativo. La sentenza letta in aula giovedì pomeriggio a Venezia, a 1 anno e mezzo dall'avvio del processo Mose, ha portato in evidenza un aspetto fondamentale che non può essere sottovalutato, quello della prescrizione, che ha per così dire messo in salvo alcuni degli imputati, tra cui per una parte anche l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, visto che per l'altra è stato invece assolto. La prescrizione è un problema da affrontare seriamente, ha detto il procuratore capo al termine della sentenza. Questo è un problema che rileviamo purtroppo non solo in questo processo, ma rileviamo in tutta la nostra attività. La prescrizione è un grosso problema, è un problema di cui non possiamo farci carico solamente noi. Per quanto ci riguarda cerchiamo di mandare avanti i processi tutti e comunque quelli più rilevanti per gli interessi tutelati. È chiaro che le nostre carenze, in particolare quelle di personale amministrativo, ancora una volta evidenziano che vi è un problema di lentezza della giustizia, ma è un problema di lentezza che non può farsi carico alla magistratura. Segnalo solo che questo processo ha avuto delle indagini preliminari brevissime, perché dal momento dell'esecuzione delle misure al momento delle chiusure con riti alternativi sono passati pochi mesi.
La cronaca giudiziaria ci porta da Venezia a Padova perché la Procura ha disposto l'analisi del cellulare e del computer del 22enne richiedente asilo. Lo ricorderete che per 2 volte ha picchiato i poliziotti a Padova, in un caso anche inneggiato agli attentati di Barcellona, e che, come sappiamo, per un paradosso legislativo non può essere espulso in quanto è stato avviato l'iter per lo status di rifugiato. Allora ci aggiorna su questa indagine aperta sul giovane Valentina Visentin da Padova. Valentina. Sì, buongiorno da Padova. La Procura ha ordinato agli investigatori di analizzare il PC e il telefonino di Bakari Marong, il 22enne richiedente asilo del Gambia, che in 10 giorni è stato arrestato 2 volte per aver minacciato e pezzato i poliziotti. Nel primo episodio di violenza avvenuto lo scorso 31 agosto, il profugo, che era stato fermato ai giardini dell'Arena per un controllo, hanno urlato Allah è grande con il Corano stretto nella mano destra, e così era stato denunciato anche per istigazione al terrorismo. Quando gli agenti, dopo la colluttazione, sono riusciti a bloccarlo, il ragazzo ha continuato a gridare inneggiando agli attentati di Barcellona. All'interno del Corano i poliziotti hanno trovato e sequestrato un paio di fogli con disegnati degli ordigni. Per questo la Procura di Padova ha deciso di far analizzare il computer e il telefono cellulare per capire dunque se il 22enne del Gambia possa aver avuto contatti con personaggi pericolosi all'interno del mondo islamico. Per il momento intanto lo straniero resta in carcere, non può invece essere espulso, una notizia che aveva suscitato non poche polemiche in città. Il ragazzo infatti è un richiedente asilo ed è in attesa di avere una risposta. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Andiamo a Vicenza invece adesso per parlare della Banca Popolare di Vicenza, perché è in arrivo un'altra stangata, un'altra maxi stangata per gli ex vertici. Parliamo della gestione dal 2014 al 2016, stavolta la stangata arriva dalla BCE. Ci dice tutto Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, una buona giornata dalla redazione di Vicenza. BCE multa la Popolare di Vicenza, che deve pagare una multa da 11.200.000 euro per la violazione dei requisiti di vigilanza, 8,7 milioni perché la BPV ha violato i requisiti di informativa trimestrale nel 4º trimestre 2014 e nel 4º trimestre 2015 e per una serie di violazioni dei requisiti sull'informativa annuale 2014. Un'ulteriore sanzione di 2,5 milioni di euro comminata per aver violato invece i limiti delle grandi esposizioni dal 4 dicembre 2015 al 31 marzo 2016. Insomma, la banca ha fornito alla BCE informazioni errate sulla consistenza del capitale per quello che riguarda i primi 2 periodi della prima multa ed è invece andata oltre i limiti massimi di esposizione verso i grandi debitori nel caso della seconda multa. Queste multe prendono in conto la gravità delle violazioni, l'entità della responsabilità dell'istituto, la sanzione recapitata ai liquidatori dell'ex BPV, quindi all'ex AD Fabrizio Viola e ai suoi colleghi. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato. Torniamo a Venezia per parlare del futuro di Venezia e per i finanziamenti su Venezia. Bene, stamattina alla Voce del Mattino era ospite il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che è tornato a parlare del comitatone con importanti novità da convocare, dice, ormai entro fine anno, per prevedere per la città e il suo comprensorio un finanziamento consistente in un lungo periodo. Sentiamo le sue parole. Dobbiamo riuscire a realizzarlo in tempi brevi perché c'è bisogno di un punto di sintesi. Tra l'altro il comitatone è presieduto dal Presidente del Consiglio stesso, quindi diventa l'occasione nella quale si può affrontare le emergenze e i problemi di Venezia e della città e non solo della laguna. Oggi è arrivato il momento di fare un po' il punto, perché c'è per esempio la grande esplosione positiva che si conferma della parte, diciamo, culturale della città, ha bisogno anche di essa stessa di sostegni economici, cioè Venezia è davvero al centro ormai di un'attenzione internazionale così rilevante che
lo Stato se ne deve occupare. Comitatone quindi, quando? Ma diciamo, decide il Presidente del Consiglio, diamoci un orizzonte medio così evitiamo polemiche entro fine anno. Con l'obiettivo di ottenere cosa dal Comitatone? Di ottenere un finanziamento costante, non un finanziamento a spot. Cioè io penso che la soluzione più seria sia immaginare un finanziamento, diciamo, ventennale, quindi invece di dire 100 milioni subito, dire 1 miliardo in un periodo lungo e finalizzato esplicitamente agli investimenti, non a spesa corrente, investimenti per la manutenzione della città. Sopralluogo della direzione investigativa antimafia oggi nel cantiere del terzo lotto della terza corsia della 4 fra Alvisopoli e Gonars. Si tratta di verifiche di routine, spiega il presidente di Autovie Venete Maurizio Castagna, che vengono effettuate soprattutto nei cantieri delle grandi opere, controlli che hanno l'obiettivo di vigilare sui grandi appalti per impedire e scoprire eventuali infiltrazioni mafiose o criminali nel mondo degli appalti, anche per verificare il rispetto delle normative sul lavoro e sulla sicurezza. Massima disponibilità e collaborazione da parte di Autovie Venete delle ditte impegnate nella costruzione dell'opera. Tra le azioni previste nei protocolli firmati c'è il rafforzamento dunque dei controlli preventivi sul rilascio delle documentazioni antimafia. E a proposito di grandi opere e di strade, si parla di Pedemontana, si continua a parlare di Pedemontana Veneta. Ieri il PD si è ritrovato all'esterno del cantiere Rosatese, quindi in provincia di Vicenza, per lanciare un forte appello, diventato un vero e proprio slogan, cioè finiamola. Una strada al servizio del territorio. Questa dovrà essere la superstrada Pedemontana Veneta, a giudizio del PD, che questa mattina si è ritrovato all'esterno del cantiere Rosatese dell'Opera per lanciare forte un appello divenuto un vero e proprio slogan: finiamola. Sì, perché purtroppo è una storia che dura da moltissimo tempo e che ha fatto anche molti danni nel territorio. Insomma, chi frequenta queste zone sa che la viabilità, che forse avrà un miglioramento come tutti ci auguriamo quando sarà finita la strada, intanto è disastrata, quindi bisogna assolutamente finirla, però purtroppo il finiamola si rivolge anche al fatto di finirla con la fiera degli equivoci, perché purtroppo non si sa ancora concretamente se ci saranno le condizioni per poter finire quest'opera. Maggiore trasparenza, è questo quanto chiede il PD al governo regionale, a partire dalla reale situazione della copertura economica dell'opera. Siete in grado di concludere quest'opera nei tempi e nei modi indicati? Ecco, a questa domanda purtroppo non c'è ancora una risposta convincente, quindi per questo motivo il PD alza il livello dell'attenzione anche dei media, ma soprattutto chiede una grande responsabilità alla Regione. L'appello lanciato dal PD alla Regione è ben chiaro: ricalibrare l'opera e rivedere alcune decisioni, a partire dalla gratuità del pedaggio, prima promessa e poi revocata ai residenti. Siamo qui a dire che va completata, però non vanno dimenticate le cose che erano state messe sul piatto un po' di anni fa e che paiono disattese. Quindi c'è tutta la partita delle compensazioni ambientali, non vanno dimenticati gli espropriandi, gli espropriati, lì ci sono degli indennizi che sono quasi più urgenti che avanzare dell'opera, perché chi ha una propria azienda agricola, che ha il passaggio dell'opera sul proprio giardino di casa, ha un chiaro disvalore se non è compensato da quello che è previsto dalla legge. Per ribadire con forza le loro idee, gli esponenti del PD hanno in programma una manifestazione lungo i 90 km dell'opera, 9 presidi, 9 punti del cantiere, da Montecchio a Spresiano. La protesta è il prossimo venerdì 22 dalle 17 alle 19, ma manifestazioni a parte, comunque su una cosa sono tutti d'accordo: la Pedemontana serve e va finita in fretta. A Venezia intanto continua la sperimentazione sul moto ondoso nelle azioni di contrasto al fenomeno, uno dei fenomeni più dannosi alla laguna. Sperimentazione che continua almeno fino al 29 ottobre. Sono 576 le imbarcazioni controllate dal 1° agosto, data di inizio della sperimentazione, al 10 settembre. Tra queste 47 taxi, 197 da diporto e 6 commerciali, 466 le violazioni amministrative e 1066 le persone identificate. Non ci sono stati incidenti e il traffico acqueo in questo periodo è diminuito. A comunicarlo sono i dati diffusi dalla prefettura. Si è convenuto, spiega il prefetto, di proseguire nell'azione di controllo
controllo e contrasto del moto ondoso attraverso la predisposizione di appositi presidi strategici di vigilanza, anche con l'utilizzo di telelaser di ultima generazione, soprattutto in bacino San Marco e nel canale di Tessera, nonché nelle altre aree lagunari particolarmente interessate dal fenomeno. Le modalità operative saranno definite con un tavolo tecnico in Capitaneria di Porto, mentre sarà ripristinata da parte del provveditorato alle opere pubbliche anche la funzionalità dei pannelli che indicano i limiti di velocità. Alla riunione in prefettura hanno preso parte le forze dell'ordine, i rappresentanti del Comune, della Capitaneria di Porto e del provveditorato interregionale alle opere pubbliche. Fino al 29 ottobre dunque la sperimentazione continuerà. Torniamo alla cronaca, grave infortunio sul lavoro stamane a Monastier nel Trevigiano in una distilleria. Un operaio 49enne è salito su un silos, ma forse per le esalazioni delle vinacce si è sentito male, andando anche in arresto cardiaco. Immediato l'allarme al SUEM, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. Sempre da Treviso, la cronaca giudiziaria, ieri si è aperto la prima udienza del processo a carico di Mihail Savciuc, il giovane moldavo che è autore dell'omicidio della ex fidanzata incinta al 7° mese di gravidanza, accaduto il 19 marzo scorso. Nessuna perizia psichiatrica, ha deciso il giovane, per il giudice. L'udienza di ieri era presente anche la mamma di Irina Bakal, la vittima, la ragazza trucidata dal suo fidanzato, ed ecco le sue parole molto dure e molto chiare sull'assenza del giovane. Signora, com'è stato l'impatto questa mattina? È stato duro, pensava che voleva sì che la mia figlia abbia giustizia, perché io come la mamma io devo combattere. Allora voglio che la mia figlia abbia giustizia. Secondo lei non è stato un gesto di impulso da parte dell'assassino? No. Allora vado avanti. Non c'era lui oggi? No, lo aspettavo a guardarla negli occhi, ma non c'è più. Neanche madre, padre, niente, nessuno. Cosa vorrebbe dirgli? Voglio dirle, intanto l'assassino di mia figlia, voglio guardarla negli occhi per parlare con lui. Quello che mi ha detto lui, che la mia figlia è in giro con un altro ragazzo. Invece lui, già la mia figlia era uccisa, che lui ha pulito il corpo di mia figlia. Senta, com'è stato vivere questi mesi? È dura per me. Allora vado avanti. È venuta anche la sorella, giusto? Sì, è venuta la mia figlia per avere giustizia per la sua sorella. Ha chiesto il rito abbreviato, quindi... Sì, loro chiedono tanto, ma... Oggi non gli hanno dato la perizia? Non lo merita. L'assassino non lo merita. Ma scherziamo. Adesso la vicenda di un anziano trevigiano, siamo sempre nella Marca, che esce per andare a funghi nella zona del Piave tra Maserata e Salettuol, si perde, rimane quasi tutta la notte fuori, viene salvato in extremis dai vigili del fuoco. Il tempo è passato senza che se ne accorgesse fino a fargli perdere la via di casa. Sono state ore di apprensione per le sorti di un 74enne che ieri pomeriggio era uscito tra Salettuol e Maserata per andare a funghi in mezzo al Piave, perdendosi poi con il buio nel corso delle ore. L'allarme dei familiari ha fatto scattare le ricerche dei vigili del fuoco, partiti in forza alle 22 con 2 barche e il furgone SAF. Senza riferimenti e con un telefono di vecchia generazione, l'anziano ha ripetutamente chiamato il 115, continuando a camminare finché non si è ritrovato su un isolotto. Qui, bloccato, è stato trovato e salvato dai soccorsi attorno alle 3. Era esausto. Chiamato il 118, è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. La tragedia ieri sera in zona Padova Est, un uomo, un 60enne padovano che è salito al 2° livello del parcheggio multipiano dell'Ikea e si è lasciato cadere nel vuoto. Inutile l'intervento dei sanitari del SUEM 118, l'uomo è morto purtroppo sul colpo. Nella tasca della giacca i carabinieri hanno rinvenuto alcuni scritti dove si scusava del gesto con i propri familiari. E sempre ieri sera, nell'ora di punta del traffico, sempre a Padova, un auto articolato che si è ribaltato in tangenziale.
Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, ma si è rischiato molto ieri sera lungo la tangenziale di Padova, l'orario di punta del rientro in Corso Irlanda. Un auto articolato carico di ferro, mentre sta percorrendo lo svincolo, si ribalta e si accascia nella scarpata. L'autista del mezzo pesante è uscito miracolosamente illeso. Per fortuna non sono state coinvolte altre auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova per mettere in sicurezza il mezzo. Conseguenze sul traffico, che per circa un'ora ha subito rallentamenti. A Padova intanto da lunedì verranno accesi i T-Red, i rilevatori che multeranno gli automobilisti che passano con il rosso. Vediamo come funzionano. Automobilisti avvertiti, lunedì scatta l'accensione degli 11 T-Red a Padova, posizionati soprattutto in via Chiesa Nuova, la strada tra le più pericolose in città, dove si sono verificati per 4 anni consecutivi il maggior numero di incidenti. Ma come funzionerà l'occhio che immortala gli automobilisti quando passano con il rosso? Molti dubbi dei padovani. Per esempio, se io passo e proprio in quel momento scatta l'arancione, cosa devo fare? Quando lei attraversa, il semaforo riflette luce verde, per cui la macchina non fotografa. Quello che avviene dopo non è più registrato. Poi c'è l'incognita del traffico: se l'automobilista è in coda e scatta il rosso, prende la multa di 163 euro. Bisogna che verifichiamo quando lei ha attraversato la linea di arresto all'incrocio, verificare la luce semaforica, se rifletteva luce verde o rifletteva luce rossa. Se rifletteva luce gialla, per esempio? Se rifletteva luce gialla non è cambiato assolutamente niente, perché non è che queste macchine cambiano il codice della strada. Anche prima, in presenza di luce gialla, c'è l'obbligo di fermarsi o, se si è troppo vicini alla linea di arresto, di liberare l'intersezione il più presto possibile. La polizia locale assicura che i casi particolari verranno valutati di volta in volta. Intanto è meglio fare attenzione, anche perché tra mille polemiche i tabelloni con il conto alla rovescia per volere ministeriale sono stati tolti. Li abbiamo sostituiti con un pannello di avviso posto a circa 100-150 metri dall'impianto semaforico, che avvisa che è in funzione l'apparecchiatura. Adesso la pubblicità, poi parleremo tra le altre cose anche di alpini. Rieccoci in studio con il telegiornale, la prima edizione del telegiornale di Antenna 3, con il raduno triveneto degli alpini a Chiampo, con l'accoglienza ormai pronta per le 20.000 penne nere che marceranno a Chiampo per la grande sfilata, lo sfilamento come si dice in gergo. Allora, tutto pronto davvero per questa grande festa che Antenna 3 seguirà in diretta domani. Tricolori alle finestre lungo le strade, transenne pronte ed un primo assaggio della pacifica invasione che fino a domenica sera riempirà la Valle del Chiampo di penne nere. Tutto pronto per il raduno triveneto degli alpini. Sono attesi inoltre 20.000 per la sfilata di domenica mattina, più altre 10.000 persone tra parenti, amici e i tantissimi veneti che nel petto hanno un cuore alpino che batte. Ciò che ci aspettiamo è quello di accogliere appunto questa grande massa di alpini che arriveranno qui da noi, che si possono sentire accolti, ben voluti da questa nostra città, in un grande abbraccio che Chiampo vuol dedicare a tutti i nostri alpini che tanto fanno per le nostre comunità. Centinaia in partenza dalla Marca, in particolare dal Vittoriese, oltre 350 gli alpini della sezione ANA di Vittorio Veneto, guidati dal presidente Francesco Introvigne, in partenza per la dunata che precede il grande raduno del centenario che l'anno prossimo sarà ospitato dalla città della Vittoria. Camper, pullman, auto e l'immancabile reparto Salmerie sono in partenza alla volta della provincia di Vicenza per partecipare all'evento clou della manifestazione, la sfilata al termine della quale ci sarà il tradizionale passaggio della stecca da Chiampo a Vittorio Veneto, un evento particolarmente sentito dopo il grande successo della Dunata Nazionale dello scorso maggio a Treviso. Dopo la Dunata Nazionale questo è l'intervento, è l'occasione migliore per poter ritrovarci. Coinvolge le sezioni delle 3 regioni degli alpini, quindi il terzo raggruppamento. Ci ritroviamo a Chiampo nel Vicentino, saranno 3 giorni di festa, inizierà questa sera e durerà appunto per tutto il weekend, con iniziative legate al fatto storico della Grande Guerra e poi con concerti di cori e fanfare locali. Antenna 3 seguirà questo evento con una lunga diretta domenica mattina a partire dalle 9, così tutti coloro che non potranno essere fisicamente presenti domenica a Chiampo avranno la possibilità di seguire in TV tutta la sfilata.
E a 20:10 questa sera si parlerà proprio del raduno Triveneto delle Penne Nere, in studio con Marta Marangon, Maurizio Casetta e Giuseppe Maso della sezione di Vittorio Veneto degli Alpini e Michele Coiro, che abbiamo visto anche intervistato nel servizio, consigliere ANA di Treviso. Adesso rimaniamo nel Trevigiano per tornare a parlare del singolare cerchio. Vi ricordate, ve l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, singolare cerchio apparso improvvisamente sul prato di un condominio di Spresiano. A segnalarlo erano una coppia di residenti che ci aveva chiamato, perché dopo quel servizio tante le chiamate, le diverse mail per spiegare questo fenomeno, quindi brutta notizia per chi sperava o per gli appassionati di ufologia. La spiegazione è molto più semplice. Questi fenomeni sono attribuibili a dei funghi. Mistero risolto. A tracciare il cerchio sul prato del condominio non è stata nessuna mano, né tantomeno è stata opera di una qualche entità aliena. Responsabile di questo, che appare comunque come un bizzarro scherzo della natura, è un fungo. Anzi, una moltitudine di spore fungine che attaccano l'erba del prato e si dispongono a cerchio. Funghi che nel periodo, un paio di periodi all'anno, principalmente nel periodo caldo-umido, con la vegetare di questi funghi formano questi cerchi, ce ne sono continuamente anche in vari altri stati d'Europa, insomma. E così dunque la cruda verità, che sbaraglia ogni ipotesi di un'origine extraterrestre del fenomeno, certo poco probabile, ma comunque in grado di stimolare la fantasia di chiunque. Nessun segno alieno, nessun campo di atterraggio per astronavi e omini verdi, provenienti dall'universo con destinazione Spresiano, almeno per il momento. Credo che gli UFO abbiano altre cose da fare in questo momento. Al di là della scienza, come sempre fredda e spietata nello smascherare qualsiasi inganno, rimane però la curiosità per una forma circolare così perfetta, curiosità condivisa da molti nel tempo ed in grado di generare un alone di mistero che ha chiamato in causa, se non proprio gli UFO, magia, gnomi e streghe. Tant'è vero che viene chiamato in più parti d'Europa, o viene meglio conosciuto come il cerchio delle streghe o cerchio delle streghe. E da questo uno interpreta, diciamo, dai gnomi, dalle streghe che si riunivano e via discorrendo, arrivando fino adesso agli UFO, diciamo, no? Quindi per gli UFO a Spresiano c'è tempo, sarà per la prossima volta. Io invece vi segnalo, vi ricordo che UFO o non UFO, se avete problemi, disagi concreti per il vostro quartiere, la vostra via, la vostra città, il vostro paese, potete chiamarci, lo dico ad antenna, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per lasciare un messaggio oppure un WhatsApp. È davvero tutto per la prima edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Condizioni di tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni, con fenomeni localmente anche intensi. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto rovesci e temporali frequenti su buona parte dei settori, in misura minore sulle pianure centro-occidentali, qui con maggiori schiarite e fenomeni più deboli, come ci mostra la grafica. Temperature massime intorno ai 17-21 gradi, valori minimi attesi tra i 13 e i 18 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Maltempo diffuso anche qui, molte nubi con temporali sin dal mattino, localmente anche forti sulle aree centro-orientali. Temperature massime sui 19-22 gradi circa, minime attese tra i 14 e i 19 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui ci sarà un peggioramento del tempo su tutta la regione, con rovesci e temporali sparsi più irregolari e deboli a partire dal pomeriggio. Temperature massime sui 20-21 gradi, minime attese tra 11 e 14 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati meridionali localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.